Signori, buongiorno a tutti e benvenuti all'Acquafollia di Caorle. Io devo fare un doveroso ringraziamento a tutti gli ospiti presenti oggi che hanno voluto venire, tra virgolette, ad omaggiare questo nostro grosso intervento di scenografia fatta dopo mesi e mesi di cantiere. Devo ringraziare in primis l'amministrazione comunale a nome del sindaco, vedo degli assessori, adesso elencarli tutti faccio fatica, che in questi ultimi anni e non solo ci hanno sempre appoggiato nei nostri desideri di cambiamento e crescita. Devo ringraziare tutti gli albergatori, operatori turistici di agenzie immobiliari che continuamente ci appoggiano e ci mandano gente e devono continuare a mandare gente, perché noi abbiamo bisogno, oltre che dei turisti, anche della città di Caorle che ci appoggia nelle nostre iniziative. Devo ringraziare la città di Caorle, i nostri professionisti, i nostri fornitori che ci appoggiano e devo dire veramente grazie di cuore. Chiedo in un futuro, si spera ci sia la possibilità che è sotto gli occhi di tutti dei nostri miglioramenti fatti in questi ultimi anni, che ci sia data la possibilità di ampliare la nostra superficie del parco, perché Caorle ha bisogno di un parco acquatico d'élite che si possa confrontare con gli altri parchi acquatici d'Italia, e Acquafollia ha bisogno di questo. Vi ringrazio a tutti, grazie. Mi hanno invitato, io sono qua, io sono l'unico prete mi pare nella zona, quindi lo faccio molto volentieri. Ho conosciuto il fondatore, quindi una benissima persona, quando con grande sacrificio ha fatto questa opera così bella, in questa maniera rappresentativa del centro termale di Caorle. Allora io dico una preghiera e voi seguite con la vostra fede. Pace a questo luogo dove si lavora e ci si diverte. Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, ascolta la nostra preghiera. Manda ora dal cielo tuo santo angelo, custodire, confortare, proteggere, visitare e difendere tutti coloro che abitano, lavorano e si divertono in questo luogo, per Cristo nostro Signore. Per l'intercessione di Maria Santissima e tutti i nostri santi protettori, vi benedica e vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Buona giornata, buon divertimento e buon lavoro per molti che lavorano. Grazie!